Arrivato a Montevago il pullman umanitario con a bordo 34 profughi ucraini provenienti dalla Polonia nell'ambito dell'iniziativa Un cuore per l'Ucraina promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione volontariato A Cuore Aperto. 5 le persone si sono fermate a Padova e a Caserta dove hanno raggiunto i familiari e gli amici. Una grande accoglienza è stata fatta da parte della cittadinanza di Montevago. Sentiamo nel video le interviste del sindaco. Noi siamo di Kramatorsk, arrivavo alla frontiera 5 giorni. A Polonia noi aiutavo a passare frontiera. Siamo a viaggio 2 giorni, a noi piace tantissimo. Tranquillo, molto bello. No, quando finisce la guerra noi vogliamo ritornare a casa. La cittadinanza è stata grandiosa perché oltre a mettere a disposizione le proprie case in perfetta autonomia resteranno queste famiglie, saranno libere di muoversi, di avere un appartamento tutto per loro e questo è un grande gesto di generosità che c'è stato da parte dei montevaghesi. L'accoglienza parla da sola, stamattina in piazza sono arrivati proprio come se arrivava una famiglia, una grande famiglia e quindi questo è il secondo motivo per cui sono contenta di avere promosso una iniziativa che ha come scopo un'accoglienza integrata, un'accoglienza di territorio, un'accoglienza che vede queste famiglie, queste donne e questi bambini che scappano dalla guerra e che hanno lasciato i loro mariti, i loro padri, i loro fratelli, li vedono da soli e qui devono sentirsi a casa, devono poter girare per il paese, integrarsi, andare nei negozi, quello che a loro serve. A casa in ogni appartamento troveranno, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far trovare tutto e poi ovviamente noi ci premureremo di fare il resto. Insomma. La prima cosa che faremo oggi, perché è giusto che abbiano una SIM per poter comunicare con i loro familiari e dire che sono arrivati a destinazione, sarà quella di andare a fare le SIM e portargliele a casa. Ora stanno facendo i tamponi, faranno colazione e dopodiché li porteremo a riposare perché dopo questo lunghissimo viaggio hanno il diritto a riposare e a stare tranquilli. Mia figlia, io e mio marito, a Mariupol non c'è niente più. Io specialmente sempre desideravo vedere bellezza così. Qua terra è bellissima, io sempre desideravo vedere sta terra bellissima. A Mariupol non c'è niente più. Troppo brutto a Mariupol, tutti vanno cadaveri. Come si può ritornare per vedere cadaveri?